20 secondi al via per il Gran Premio Continentale. È l'ottava corsa di oggi, il trofeo Tommaso Grassi, abbinato anche alla Tris Quarta e Quinte nazionale di giornata. 154.000 euro la dotazione complessiva. Una prova ovviamente di gruppo 1. Sono in 12 dietro le ali della macchina, 2 file complete per il doppio chilometro storico del Gran Premio Continentale. Start si mette in movimento. All'1 Denver Joe, Alessandro Gocciadoro, 2 Dimitri Ferm, Andrea Farolfi, 3 Dacovo Mail, Max Castaldo, 4 Diamond Francis, VP dell'Annunziata, 5 Diamond Truppo, Antonio Simioli, 6 Di Luca Mo, Marcello Di Nicola, in seconda fila 7 Daniele Jet, Gaetano Di Nardo, 8 Jetborn, Marco Stefani, 9 Dolce Vichi Manuel Pistone, 10 Danubio Andrea Guzzinati, 11 Denzel Treb, Antonio Di Nardo, 12 Destino DJ, Santo Mollo. Start entrata nella retta opposta alle tribune, si ritrae Di Luca Mo. Partiti. Sbaglia da Covo Mail, è velocissimo, a largo di tutti Diamond Truppo che prova a prendere l'iniziativa, al suo interno prova a opporsi Denver Joe che rientra all'imbocco della prima curva, si sistema in corda Dimitri Ferm, Denver Joe al comando, a largo è rimasto Diamond Truppo, lungo lo steccato c'è Dimitri Ferm, poi Daniele Jet, seconda pariglia per Dolce Vichi, quale precede Diamond Francis e quindi Denzel Treb che fa sportellate con Danubio per una pariglia. Denzel che deve retrocedere perché Danubio gli ha preso il posto, 400 metri passati in 29,3 da Denver Joe. Denver Joe al comando nei confronti di Dimitri Ferm allo steccato, se la deve fare allo scoperto Diamond Truppo che si porta in scia Dolce Vichi, terzo alla corda è Daniele Jet, la terza pariglia al largo per Diamond Francis, poi ancora alla corda Jetborn con accanto Danubio, quindi Destino DJ e Denzel Treb, alla retroguardia c'è Di Luca Mo. Si chiude il primo giro di corsa in 59,4. Ritmo tutto sommato non incandescente per Denver Joe che ha al suo esterno Diamond Truppo il quale non implementa il ritmo, il primo chilometro se ne va in 1,14,4. Denver e Diamond, uno accanto all'altro, poi Dimitri e Dolce, Daniele e Diamond Francis, ancora Jetborn e Danubio, non cambia nulla, il gruppo disposto per pariglia un giro dalla fine, si accelera davanti alle tribune in progressione, 14,5, 1,28,8 in 1.200, Denver Joe che controlla, Dimitri Fermi nella sua scia, a largo è sempre Diamond Truppo, il quale prova ora ad intensificare le palate, va a coprire completamente Denver Joe, 14,5 la curva di destra, insiste Diamond Truppo all'attacco di Denver Joe che si difende allo steccato, alla corda sempre bene Dimitri Ferm, in pariglia Dolce Vichi quando siamo a 400 dalla conclusione, 1,57,5 il miglio di gara, insiste Diamond Truppo all'attacco di Denver Joe che si difende alla corda, va in terza corsia Dolce Vichi, alla corda è chiuso Daniele Jet così come Dimitri Ferm, la retta d'arrivo con Denver Joe che deve allungare perché sta arrivando Dolce Vichi che sbaglia, Denver Joe in vantaggio, Dimitri che va in open stretch, Dimitri Ferm che scatta nei confronti di Denver, a largo scattano tutti gli altri, ma è Dimitri Ferm che si riprende lo scettro e vince su Daniele Jet, al terzo posto piombano tutti su Denver Joe che prova la difesa, 29,6 ad arrivare, 1,13,4 la vittoria di Dimitri Ferm, Andrea Farolfi, Mauro Baroncini che lo riporta al top della condizione, i colori della scuderia Dream Ferm, il derby winner ritorna al successo in una prova di Gran Premio e vince il gruppo 1 del Gran Premio Continentale 2023. Dimitri Ferm, il leader dei 3 anni, ritorna al massimo livello, vince il Continentale. Andrea Farolfi sulla pista di casa, Mauro Baroncini e i colori della Dream Ferm, netto assunto nel finale, al secondo è Daniele Jet, per il terzo posto Di Luca Mo finisce da chissà dove e potrebbe anche aver stampato Denver Joe in una prestazione fuori dal normale, quinto Diamond Francis. Andiamo in premiazione a dare le giuste onorificenze a Andrea Farolfi, a Mauro Baroncini, la scuderia Dream Ferm, al campionissimo Dimitri Ferm.